Ragazzi, è successo di nuovo. Un colpo di fulmine, un'apparizione o chissà quale altra cosa, fatto sta che ne ho portata a casa un'altra. L'ho vista, mi sono innamorato ed eccoci qui, insieme, pronti a percorrere migliaia di chilometri divertendoci. Avevo per forza bisogno di cambiarla? No, È il tipo di bici perfetto per quello che devo fare io? neanche. Oggi vi presento la mia nuova Orbea, facendo un giro solitario e silenzioso, ma soprattutto appagante. Ed eccola qui, signori, dopo mesi e mesi e mesi di attesa, pensate che l'ho ordinata a luglio, siamo riusciti a portarla a casa e adesso ce la godiamo. La introduco nel canale attraverso questo video nel quale vi racconterò un anello magnifico, veramente figo. Guardate già qua che strade. Sto salendo per la Barcarola, che è la vecchia strada che portava a Tonezza, che porta a Tonezza. È un po' sporco il terreno, ma è veramente incredibile perché è fuori dal traffico e ci si può godere il silenzio della natura, a meno che non ci sia qualcuno di fianco a voi che sta facendo un video. 80 km per 2300 metri di dislivello, un giro impegnativo sì, ma che veramente passerà in fretta perché oggi i luoghi sono bellissimi. Ciao. È qualche chilometro che salgo, ormai la Barcarola è finita e si entrerà nella strada principale che porta su a Tonezza, quella nuova per intenderci. Ora esco da questa giungla e quando la strada diventa un po' più tranquilla vi racconto tutto su questa bici. Olè, ci siamo! Siamo ufficialmente entrati nel paese di Tonezza e finché mi accingo a scalare gli ultimi 13 km, 800 metri di dislivello di questa salita che ci porteranno a Passo Coe, vi spiego un po' la bici. Non vi faccio la classica, quella che potremmo definire spiegazza, ma vi do alcuni punti chiave per farvi capire di che tipo di bici si tratta. Frase troppo lunga. Primo punto, trasmissione completa Shimano Ultegra Di2. Prima volta per me con un cambio elettronico Shimano su una bici da strada, e come molti di voi sapranno la classica caratteristica di Shimano è che ha una cambiata veramente fluida e dei freni che sono estremamente potenti. Della cambiata in realtà mi interessa relativamente poco perché io ho sempre usato SRAM, prima Rival e poi Force, e devo dire che della cambiata proprio non mi posso lamentare. Quello che invece secondo me peccava un po' erano i freni, e ho sempre lamentato poca forza frenante, cosa che invece su Shimano è una garanzia. Secondo punto, nel frattempo mi sono fermato, è una bici aero. E questo cosa comporta? Telaio più affusolato, ruote profilo alto, manubrio aerodinamico e ragazzi sì, pesa un po' di più rispetto alla bici che avevo prima, ma ha dei punti di forza. La prima è che essendo una bici aerodinamica mantiene molto più facilmente la velocità, ma soprattutto in discesa ad altissime velocità, altissime velocità, quello è relativo, ha una stabilità pazzesca e anche in curva è veramente una lama. Ma soprattutto, ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta, è bellissima. A me piacciono le bici aero, cioè a chi piace il telaio sfinato, a me no. Nel caso abbiate dubbi o curiosità scrivetemi nei commenti che sarò contento di rispondervi. Adesso direzione Passo Coe. All'andata facciamo la strada vecchia, mentre poi al ritorno scenderemo per la strada dell'Avena, ma non prima di aver circumnavigato l'altopiano dei Fiorentini. Fra 2 mesi qua ci sciano, raga. Ed eccoci qua, noi ora andiamo dritti, mentre da sinistra arriva la strada dell'Avena, che è quella nuova. La faremo in discesa perché è bella, al sole,
e ha un asfalto top perché è proprio nuova. Questa qui invece si faceva una volta. Per come ho studiato il giro ha più senso fare questa in salita, e come vi ho appena detto ha più senso fare questa in salita, e invece faremo l'altra. Queste cose non le vedi su Komoot. Ah, che bella la vita con le sue variabili. Sarebbe troppo noiosa se fosse tutto come l'abbiamo calcolato. Piccolo pezzo in discesa, si riesce a respirare un attimo. Adesso ci colleghiamo con la strada che in realtà dovevamo fare in salita, che è questa qui che arriva da destra, e ora inizia la vera e propria ascesa che ci porterà prima al rifugio Rumor, poi Bocchetta Valdona e poi a Passocoe. Oh, che figo! Ora io non voglio dire, però ho beccato una giornata veramente pazzesca, perché quelli là sono gli Eugani. Appena passato Rifugio Rumor, ormai è tempo di scollinare, manca meno di 1 chilometro. Allora vi faccio una confidenza: quest'anno ho preso un po' una stomacata con la bici e mi prendo dentro soprattutto io. Spesso c'è la tendenza da parte delle persone di cercare l'ultimo modello della bici, l'ultimo Garmin, l'ultimo paio di scarpe, il casco, la divisa, e non tanto per performare, ma perché ci sentiamo in obbligo e sentiamo il bisogno di avere sempre l'ultima cosa per trovare la motivazione di uscire. E questo è abbastanza triste, ma in realtà mi rendo conto che personalmente quello che appiattisce un po' queste emozioni è la routine, il fare sempre la stessa cosa. Quando vengo in questi posti qui, che non vedo quasi mai in bici, mi rendo conto di quanto sia fottutamente bello questo sport. E con 2 ore, 27 km e 1520 metri di dislivello dichiaro conclusa la prima salita. In realtà adesso sarà tutto un sali e scendi, per cui ce la siamo tolta la salita vera e propria. Mamma mia, mi fermo a fare una foto perché merita. Che spettacolo, anche in discesa mi dà un feeling incredibile questa bici, è una lama. Devo ancora prenderci confidenza, tendo a spezzare le curve, ma per il semplice fatto che ruote a profilo alto non ne ho mai usate, e anche se queste non sono esagerate perché hanno un profilo da 45, però mi sto divertendo ragazzi, mi sto proprio divertendo. Valicato a Passocoe, 1610 metri sul livello del mare. Il Garmin segna 18 gradi, per carità sarà un po' influenzato dalla bassa velocità di qualche su e giù, ma veramente. Allora, fun fact, vi direi che queste sono le ultime settimane per poter fare questo giro. In realtà c'è inversione termica molto spesso qui. Pensate, 3 anni fa a gennaio l'abbiamo fatta, erano i giorni della merla, classica nebbia della pianura padana, la rottura dei coglioni ragazzi, vabbè, lasciamo perdere. E io e il Giangi abbiamo preso e siamo venuti su qui in montagna. Voi credetemi, abbiamo fatto esattamente questo giro qui e c'era la gente che ci sciava di fianco.
la pista mi passa sopra adesso e si stava da Dio. Noi in bici, la gente a sciare, ci guardavano tutti malissimo, però ormai l'avrete capito che non siamo normali. Ma che colori! Che colori ci sono! E fondo piccolo l'abbiamo passato, adesso siamo in direzione fondo grande. Qua pela ragazzi, qua pela. Piano 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 piano. Vaia, questa è bruttissima, questa è bruttissima. Io questi colori è tanto che non li vedo. Sono venuto su qui apposta perché volevo, questa bici per me è speciale e volevo dedicare un video a questa bici, farvela conoscere in un posto magnifico, però mi sta cogliendo un po' di sorpresa perché è bello, ma non pensavo così tanto. Sono uscito dal centro di Folgaria, ho preso la direzione per andare a Ortesino, che è un'altra stazione sciistica, insomma, da dove partono gli impianti. Dopo la mini congelatina che mi sono preso alle mani in discesa, mi sto sbrinando adesso, però ho come l'impressione che quando svolterò a destra, dopo questo 1,5 km di salita, penso che si tornerà all'ombra e sarà freschetto di nuovo. Bene, svalicato anche Passo Sommo, 1341 metri sul livello del mare, dobbiamo girare a destra per andare a Ortesino. Se invece siete stanchi o avete voglia di fare un giro diverso, andate a sinistra e potete scendere a Carbonare, dove potete poi prendere o la strada per l'Aste Basse, fate tutta la Val d'Astico e arrivate ad Asciero, oppure addirittura fare Lavarone, Passo Vezzena e scendere per Castelletto di Rozzo. E come avevo detto, questa strada è all'ombra. Oh, incredibile, questo giro qui non ho visto una macchina. Ricordo, se venite a fare questo giro autunno, inverno, inizio primavera, portatevi via tanto da mangiare, perché non so se riuscite a vedere, ma prima c'erano 20 gradi e adesso c'è la brina per terra. Amici, si comincia a scendere, adesso l'unico pezzo in salita che troveremo ancora sarà quando torneremo nella strada dell'Avena, ci sarà quello strappettino proprio per saltare dall'altra parte, ma ormai ci siamo, è finita, mancano una trentina di chilometri, però saranno velocissimi, purtroppo, perché io non avrei assolutamente voglia di andare via da questi posti qua. Si sta proprio bene bene bene. Ed eccoci, questa qui a destra è la svolta che abbiamo fatto all'andata per andare al Rifugio Rumor. Ora si va dritti come un fuso, speriamo di tornare al sole perché adesso comincia a essere effettivamente freschino. Porca miseria, vedo delle chiazze più scure che non riesco a capire se sono ombre o effettivamente la strada è umida, e questa è esattamente la strada che abbiamo fatto all'andata in salita. Trovo che sia veramente piacevole sia in salita che in discesa, e anche se non l'avevo considerata, più che altro per dare una varietà al giro volevo fare l'altra in salita, ma devo dirvi ok, è andata bene così e
E va bene, ce la siamo goduta, è andata tutto bene per il momento, quindi direi che proprio non mi posso lamentare. Ebbene, siamo in centro ad Arsiero, il giro è terminato e cosa dire, giornata meravigliosa, la bici si è comportata proprio benissimo e soprattutto è la mia bici, cioè non nel senso che è mia, sì anche quello, però è proprio quella che volevo io e sono estremamente contento di essere riuscito a portarla a casa. Spero che la bici vi sia piaciuta così come il giro e noi come al solito ci vediamo alla prossima avventura.